In questo 50° congresso grande attenzione viene data alla qualità di vita. Sergio Braccarda, presidente della Siuro e autorevolissimo membro di AION. La qualità di vita del paziente con carcinoma prostatico. È importantissima, soprattutto perché stiamo parlando di pazienti mediamente anziani, anche se l'età media si sta riducendo, e candidati a una lunga sopravvivenza. Quindi quando garantiamo, e siamo in grado di farlo, una sopravvivenza che oramai si sta avvicinando e anche superando in alcuni casi 5 anni, è chiaro che la vita deve essere degna di essere vissuta. Quindi la misura della qualità di vita, soprattutto dei PROS, cioè dell'esperienza vissuta dal paziente, che è una misura molto più efficace di quello che viene riferito dal paziente, è determinante. I trattamenti che siamo in grado di offrire, sia che siano legati a agenti ormonali o antiormonali, sia che siano legati a chemioterapia, che è ancora efficace, sia che siano legati a teragnostica, quindi a trattamenti radiometabolici, devono assolutamente tener conto di questo in un'ottica di considerazione delle eventuali fragilità del paziente, quindi nella scelta del trattamento che più sia in grado di mantenere questa assoluta percezione di qualità di vita da parte del paziente, sia in un'ottica di sequencing e quindi di trattamenti che siano ben tollerati. Questo vale soprattutto per le seconde e terze linee, dove il bilanciamento tra qualità di vita e sopravvivenza è ancora più delicato e più etico che venga discusso con il paziente e con i suoi caregivers. Parliamo spesso di pazienti anziani, polipatologici, con somministrazioni di più terapie. Ecco, quanto è importante bilanciare l'intervento di farmaci antineoplastici con un paziente fragile? È ancora più importante di quanto possa sembrare, perché se io prescrivo un trattamento che offre una tossicità superiore alla media a un paziente, ottengo 2 risultati che devo evitare. Una è ovviamente banalmente la tossicità del paziente, la seconda è che devo ridurre il dosaggio e interrompere il trattamento potenzialmente efficace, quindi non raggiungo neanche il vantaggio in sopravvivenza, un controllo di malattia che mi sarei aspettato. Quindi la decisione, la scelta anche del dosaggio iniziale o da raggiungere nel trattamento da effettuare, soprattutto anche lo scaglionamento nel tempo e il monitoraggio, devono entrare nel DNA dell'oncologo medico, che deve calibrare le sue scelte anche in un'ottica, ad esempio, di interazione tra farmaci, che ormai è una questione quotidiana, che consente, è uno dei parametri che consentono di ottenere un equilibrio vincente tra efficacia e tollerabilità, riducendo anche la probabilità di eventi, soprattutto cardiovascolari, che in questa fascia di età è abbastanza attesa. Sappiamo benissimo che i problemi cardiovascolari sono anche maggiori di quelli oncologici, quindi il bilanciamento geriatrico sicuramente hanno un aspetto predominante.